Gli strascichi della crisi, ma anche una strategia turistica ancora poco organizzata e soprattutto la riapertura delle mete vacanziere del Mediterraneo non ha ancora fatto registrare il tutto completo sulle strutture turistiche della città dei Templi. Da uno studio svolto da Confcommercio Federalberghi Agrigento, la percentuale delle camere vendute per la notte più importante dell'estate, 14 agosto, sui siti di maggior vendita online si attesta oggi al 78%, ben lontana dalle medie delle più importanti destinazioni concorrenti siciliane. Siracusa oggi è il 93% delle camere vendute, Trapani il 93%, San Vito Lo Capo, Cefaluto Romina rispettivamente 99, 93 e 92 di posti letto venduti. Il saldo risulta negativo anche in rapporto con le altre mete della provincia, Sciacca al 95%, Menfi 98%, ma siamo al di sotto anche delle mete come Licata 95%, Realmonte 93% di posti letti venduti. Riteniamo sia giunto il momento di ragionare tutti insieme come far decollare la nostra città in termini turistici, aumentando sia la qualità sia la quantità dell'offerta cittadina, commenta Francesco Picarella, presidente Confcommercio Federalberghi Agrigento. La Valle dei Templi e la sua organizzazione rappresentano il fiore all'occhiello, ma la città non riesce a scrollarsi di dosso la difficoltà di una strategia turistica lontana da essere organizzata e produttiva. Nonostante la sempre contrarietà all'introduzione dell'imposta di soggiorno, abbiamo voluto dare fiducia all'amministrazione affinché, prosegue Picarella, questo introito potesse essere investito in azioni strategiche di valorizzazione della città, ma ancora oggi, oltre alla riqualificazione di via Cesare Battisti, ancora oggi non realizzata, i 120.000 euro affidati al parco per i festeggiamenti dei 2600 anni della città, poco altro è stato speso. Picarella aggiunge: rimangono in cassa fermi oltre 1 milione di euro che dovrebbero servire per tale scopo, provando a creare una destinazione turistica di livello. In questo gli operatori turistici, principalmente i presenti all'interno della consulta del turismo, hanno sempre dimostrato massima collaborazione. Purtroppo, dopo una prima fase di coinvolgimento da oltre 7 mesi, la nuova consulta, voluta dal Consiglio Comunale, si è formalmente costituita ma non si è mai riunita.